Da amministratore le dico che è fondamentale che si rispettino i patti con i cittadini. Penso a noi veneti che chiediamo l'autonomia, è bene che lì a Roma sappiano con chiarezza che noi votiamo e abbiamo votato per l'autonomia. Quindi mantenere le parole date ai cittadini, perché di programmi ne abbiamo sentiti tanti. Il nuovo governo dovrà proseguire il cammino verso l'autonomia del Veneto, cominciato con il referendum del 22 ottobre, afferma Zaia, ed è un mandato che la nostra regione ha rafforzato con una forte partecipazione al voto. Viene fuori ancora il Veneto che dà un grande segnale di civiltà, la prima regione d'Italia per affluenza alle urne. Penso e immagino che si dovrebbe prendere esempio dal Veneto per capire come si amministra l'Italia. Un'amministrazione che nel caso del Veneto chiede più autonomia. Nel rispetto dei veneti, di tutti coloro che si sono espressi a favore dell'autonomia e dall'altro per un semplice motivo, che se andassimo a valutare il numero dei componenti del Parlamento sappiamo che la stragrande maggioranza, dico oltre il 90%, rappresenta partiti che in campagna elettorale hanno detto sì all'autonomia, quindi ce la diano subito.